Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati nel salotto dello sport di casa vostra. Parliamo di calcio, parliamo di una squadra che ha vinto il proprio campionato, quindi celebriamo non solo la vittoria, ma parliamo di presente, di futuro, parliamo di prima squadra, parliamo di settore giovanile, parliamo del Galliera che si è laureato campione in prima categoria e quindi accesso di diritto al prossimo campionato di promozione, e ci ha raggiunto in studio ed è un graditissimo ospite a cui diamo il benvenuto, Alberto Toniolo, direttore sportivo del Galliera. Buonasera direttore. Buonasera, grazie mille dell'invito. Allora, intanto una particolarità, perché Alberto Toniolo non solo è direttore sportivo del Galliera, ma tesserato anche come calciatore, e quindi ha chiuso, possiamo dire ufficialmente, la carriera in gloria, però perché ha giocato comunque 5 partite quest'anno, ha segnato, e quindi possiamo dire che, direttore, hai vinto 2 campionati, uno da giocatore e uno da direttore sportivo. Allora, diciamo che è stata più una scommessa, no? Perché il presidente mi ha detto: voglio farti finire la carriera, già pensavo di smettere 2 o 3 anni fa. Mi ha detto: voglio portarti al termine della tua carriera facendo un anno intero non diciamo interrotto dal Covid, come sono stati gli ultimi 2 anni, insomma, ecco. Quindi ringrazio lui perché mi ha dato questa opportunità e mi sono divertito tantissimo, ecco. E quindi insomma festa doppia, diciamo così, no? Festa doppia in casa Toniolo. Ma parliamo del Galliera, parliamo di una stagione importante, campionato vinto con 62 punti, un testa a testa anche nella parte finale della stagione con l'Uniondese, un girone, direttore, non facile, perché c'erano squadre che avevano non solo un ottimo organico, ma anche storicità. Insomma, quanto difficile è stato vincere un campionato di prima categoria nel, possiamo dirla, era post-Covid? Allora, molto difficile, perché comunque le prime 5-6 squadre erano veramente attrezzate per fare bene, e quindi prima di tutto bisogna fare i complimenti ai nostri ragazzi, che sono stati fantastici, un gruppo incredibile, uno staff che ha lavorato benissimo, un allenatore nuovo che ha portato grande entusiasmo, che è Alessandro Lebesco, che ringrazio pubblicamente. Sì, abbiamo trovato delle difficoltà perché, ripeto, squadre attrezzate, mi viene in mente, non so, il Cassola, che è sempre comunque una squadra blasonata che vuole sempre fare bene. Mi viene in mente il San Gaetano, un'ottima squadra. L'Ardissia Spera, che è partita dopo il cambio allenatore, ha fatto veramente un filotto di vittorie incredibili e ci ha messo in difficoltà, perché noi stavamo vedendo un po' il traguardo, e in casa nostra a poche giornate alla fine hanno vinto 3-0 e non hanno per niente rubato, insomma, ecco, anzi ci hanno dato una bella lezione e siamo tornati umili e siamo riusciti a portarlo a casa, perché comunque ce lo siamo meritati. Quindi un applauso ai ragazzi, fantastici. Direttore, la partita, definiamola simbolo, la cartolina di questa stagione, la partita che racchiude un po' questa vittoria del campionato, qual è stata? Allora, vado un po' controcorrente con tutto il resto, diciamo, magari delle persone che sono state qua e ti dicono una vittoria, no? È stata la vittoria. In realtà io ti dico una sconfitta, perché è stata la sconfitta che abbiamo fatto, mi sembra a metà novembre, contro il San Gaetano, che comunque era al comando della classifica e stava facendo molto bene. È stata una partita che abbiamo fatto molto bene, perché il primo tempo meritavamo di andare in vantaggio noi, e poi abbiamo perso sentendo nello spogliatoio ospite tutti i canti, tutte le cose, insomma, che giustamente fanno le squadre quando vincono. Là è scattata una molla per la squadra, nel senso, ci siamo ricompattati, ci siamo trovati il martedì e ci siamo dati in faccia, e da là è partita la stagione del Galliera, perché da là i ragazzi, un gruppo, ripeto, fantastico, da là qualcuno che è venuto giù di categoria, che magari pensava che il campionato di prima categoria fosse più semplice, Fosse facile, sì. Tu sai, insomma, conosci bene il calcio, e quindi magari sai che magari qualche giocatore che gioca in categoria superiore viene giù e pensa giustamente di faccio sicuramente con poco impegno, magari riesco a fare, ma non è che non si impegnavano, non avevano ancora capito cosa voleva dire la prima categoria, perché ogni categoria ha la sua storia, no?
E quindi da là qualcuno ha cominciato a capire com'era e comunque ha visto che la società era presente, non faceva mancare niente e ha cominciato da là un altro campionato per il Galliera, perché dopo, devo dire la verità, abbiamo fatto 14 vittorie forse consecutive, quindi ogni domenica dopo la sesta, settima, ottava era veramente un trionfo incredibile, perché comunque la squadra giocava e la squadra, a detta di tutti, era la squadra da battere, e invece noi giustamente sapevamo che era forte, ma non pensavamo tanto così. È un gruppo con una grandissima cultura del lavoro e uno spirito di sacrificio incredibile, è un gruppo di amici, perché comunque è una squadra che praticamente hanno giocato tutti insieme nelle giovanili, solamente qualche innesto diverso. Insomma, possiamo dire che il gruppo ha fatto la differenza quest'anno. Ha fatto la differenza in maniera incredibile proprio, guarda, incredibile. Ti dico anche la mentalità del mister, perché non è per sponsorizzarlo, ma in realtà io l'ho avuto tanti anni come compagno di squadra, e lui ha avuto degli alti e bassi come allenatore, ma quest'anno aveva tanta voglia di tornare in pista con un progetto vero, e quindi un grandissimo applauso a lui, ecco, anche. Possiamo dire che un po' si è consacrato quest'anno il mister, perché comunque giustamente, come dicevi direttore, una carriera di alti e bassi, però quest'anno è stato l'anno un po', la famosa molla che è scattata per il gruppo è scattata anche per la guida tecnica. Direttore, adesso però parliamo di presente barra futuro, un futuro a breve termine, perché insomma chiamalo che è arrivato il prossimo campionato, quindi voglio dire, l'estate corre via spedita, e allora domanda d'obbligo, come ci si sta preparando al salto fra prima categoria e promozione, perché ci sono così a spanne degli step che sono più complicati degli altri, magari il salto dalla seconda alla prima è meno traumatico, ma il salto insomma dalla prima alla promozione è quasi come entrare un po' in un altro mondo. Certo, ti do pienamente ragione. Io insomma posso dire la mia nei dilettanti, perché quest'anno ho finito, qualcuno dirà finalmente, tipo mia moglie, però insomma dai, alla fine conosco bene tutte le categorie, perché ci ho giocato in tutte le categorie, dalla terza fino alla Serie D, quindi hai detto bene te, il passaggio dalla seconda alla prima forse lo noti un po' meno. In realtà adesso col discorso dei giovani, ma io ho visto tutte le puntate praticamente della tua trasmissione e tutti hanno detto la stessa cosa, no? E quindi adesso per noi è tutto nuovo, e quindi entriamo in punta di piedi in questa categoria, cercando di comunque di non essere la vittima, ecco, ma cercando di comunque vendere cara la nostra pelle, perché comunque io sono convintissimo della mia squadra, però comunque ci stiamo muovendo per cercare i giovani giusti, perché comunque la differenza tra uno di prima categoria e 3 in promozione cambia, no? Quindi abbiamo visto tante partite di squadre giovanili, dalla Primavera alla Beretti all'Uniores Elite, all'Uniores Nazionale, quindi abbiamo visto i profili che ci interessano. Chiaro che siamo una società che non è che ha un grandissimo appeal, perché comunque siamo una neopromossa e magari qualche giovane si guarda in giro prima di venire da noi. In realtà io sono convinto che quando vengono, e lo noto anche quest'anno con i ragazzi, faccio fatica a dover dire a qualcuno non so, ritienti libero, perché si trovano molto bene, è una società organizzata che vuole far bene, e quindi ci stiamo muovendo bene. Ci sono già diversi acquisti fatti di gente con esperienza, perché comunque servono anche quelli per alzare un po' il livello tecnico della squadra, e però insomma i giovani stiamo chiudendo diversi giovani interessanti, ecco. Conferme di buona parte del gruppo? Sì, conferme di buona parte del gruppo. Faccio fatica, è stato per me difficile dover convocare i ragazzi, perché dopo una stagione come questa, con un gruppo come questo, con tutti bravissimi ragazzi, nessuno che faceva, passami il termine, il fuoriclasse, e quindi doverli chiamare in sede per dirgli. Allora abbiamo deciso di riconfermare tutti, anche quelli che si sono liberati tra virgolette da soli, perché magari mi hanno detto guarda, voglio giocare di più.
gli abbiamo messo davanti un po' quello che era, diciamo, il presente e quello che sarà il futuro, no? Certo. Magari, non so, hai giocato o meno, adesso ci sono anche i giovani e quindi facevo veramente fatica a dover allontanare, lasciare casa qualcuno, perché si sono comportati tutti bene, anche quello che ha giocato 2 partite, 3 partite, ha dato il suo contributo in maniera incredibile, con la presenza negli allenamenti, con la serietà, con tante cose, quindi sono stati liberati, mi sembra, 7-8 giocatori che si sono già casati da altre parti, quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo, veramente a tutti. Quando si crea comunque un'alchimia così, quando si crea un gruppo del genere, è chiaro che diventa difficile poi, come una grande famiglia, diventa difficile dire a uno dei figli, insomma, esci di casa e vai a vivere per conto tuo, però insomma sono dinamiche che chiaramente nel calcio ci stanno tutte. Siamo in addirittura d'arrivo per concludere questa puntata, ma non possiamo non parlare dell'estate, quindi cosa prevede adesso l'estate del Galliera a livello anche di ritiro, a livello piuttosto di impegni e quant'altro, e settore giovanile. Questi 2 argomenti come si stanno sviluppando? Allora, per quanto riguarda il settore giovanile, in cantiere avevamo già un progetto che quest'anno finalmente ha preso forma come primo anno, ed è stata, diciamo, la nascita di questa nuova società, perché il Galliera ha solo la Juniores, sì, che in questo momento fa il campionato provinciale, e la prima squadra. Per quanto riguarda il settore giovanile abbiamo fatto la fusione con un paese vicino al nostro, che è Tombolo, e una squadra che era la Virtus Tombolo, perché non esiste più adesso, diciamo, è nata questa nuova società che si chiama Virtus Alta Padovana, e abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di Onara, Tombolo e Galliera abbiamo un po' ampliato un po' il nostro territorio, gli diamo più strutture, abbiamo dato più allenatori, e questa idea, diciamo, è nata grazie al nostro direttore tecnico degli allenatori, che è Attilio Beghetto, che è un ragazzo che ha lavorato, un allenatore che ha lavorato anche con il Bassano, e quindi ha creato questa cosa insieme al sottoscritto. E non me ne vogliono gli altri, che adesso ti cito proprio in velocità. Il presidente Patrizio Stragliotto, il vicepresidente Giovanni Bonaldo, e poi tutti quelli che lavorano attorno alla Virtus Alta Padovana. Insomma, stiamo facendo il camp adesso, siamo contenti perché le adesioni continuano a crescere, insomma, e quindi speriamo che questo progetto vada avanti così come sta facendo, perché comunque ci stiamo divertendo, i ragazzi li facciamo divertire, che è la cosa più importante. E noi lo seguiremo questo progetto, come seguiremo il calcio giovanile, lo sport giovanile, tanto durante questi mesi estivi. Adesso ringrazio Alberto Toniolo, direttore sportivo del Galliera, campione di prima categoria. Grazie direttore per essere stato con noi. Grazie. L'appuntamento con tutti voi, lo sapete, è poco prima delle 20 dal lunedì al sabato su Rete Veneta con Sport in Casa. Grazie alla regia e buona serata a tutti.